Alto così no, mai. Prima volta? Sì. No, mai visto così. No, mai visto così. La situazione è preoccupante proprio qui in centro di Oderzo, infatti vediamo come Monticano non è mai stato così elevato nemmeno nel 2010 quando è stata la piena del Piave e dell'Ivenza, nemmeno nel 2002. Sta crescendo ancora. Il fiume che ha creato più problemi questa volta è stato proprio il Monticano, partendo proprio da Conegliano fino per arrivare qui a Gorgo del Monticano. In particolar modo qui a Oderzo, a Fontanelle, Vazzola e Visnado abbiamo avuto alcune case che sono state esondate proprio. E Crevada a Conegliano che ha creato grossi problemi, più di 50 abitazioni sono andate sotto acqua. Prima volta, 83 anni, prima volta che vedo un disastro del genere, sai. Ieri arriva a livello, vedi, no? Adesso la calà. Ecco, l'abbiamo messo noi all'1:30. Adesso comincia a scendere l'acqua, perché prima era più alto, adesso è sceso. Io non ho mai visto l'acqua così alta, l'ho vista ancora arrivare sotto il ponte, ma però mai esodare, non l'ho mai vista esodare. Questo è il punto più basso mai visto. Il problema comunque in provincia di Treviso è abbastanza critico e sono esondati parecchi torrenti, parecchi fiumi di piccola portata che hanno creato diversi disagi per quanto riguarda esondazioni su alcune abitazioni. Sono più di centinaio le abitazioni dove praticamente hanno l'acqua in casa, sui scantinati, ma anche proprio al piano terra. Stanno operando circa 2000 persone su tutto il territorio trevigiano, è stata istituita la centrale operativa presso i Vigili del Fuoco e siamo operativi proprio in tutto il territorio trevigiano.